Un anziano vicentino di 75 anni è stato bersaglio per circa 2 anni di maltrattamenti ed estorsioni da parte di 3 stranieri. I carabinieri delle sezioni operative e radiomobile del Nord di Vicenza hanno messo fine alle continue vessazioni nel fine settimana. I militari hanno arrestato un cittadino bengalese di 43 anni, domiciliato a Vicenza e irregolare, gravato da precedenti. Hanno inoltre dato esecuzione al divieto di avvicinamento all'anziano e il divieto di espatrio a 2 algerini di 52 e 25 anni, residenti in provincia, entrambi gravati da precedenti, solo il primo regolare in Italia. Entrambi sono stati denunciati per i medesimi reati. Dal dicembre 2020 avevano inflitto sofferenze fisiche e morali al pensionato, costringendolo a consegnare loro mensilmente somme di denaro non quantificate, tanto da ridurlo in uno stato di indigenza e povertà. Non solo, gli stranieri avevano costretto il 75enne a dare ospitalità ad altri cittadini extracomunitari. Il bengalese arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.